Si è tenuta presso la prestigiosa cornice di Villa Fiorita Monaster di Treviso la seconda edizione del Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto, organizzato dal Comitato Regionale Veneto CIP. L'evento è stato fortemente voluto dal presidente Ruggero Vilnai per dare il giusto riconoscimento all'impegno profuso da tecnici, dirigenti, società e risalto alle imprese paralimpiche degli atleti della nostra regione nell'anno appena trascorso. Presenti all'assessore allo sport Cristiano Corazzari, il presidente del CONI Bardelle. 45 riconoscimenti assegnati, un momento di commozione. C'è stata la consegna del premio, la vittoria alata ad Alex Zanardi. La serata è iniziata con la consegna del premio alla carriera off-car alla figlia dell'atleta Carlo Durante, scomparso prematuramente il 24 maggio scorso, e dalla sua guida Dario Dalceggio. La chiusura della serata infine è stato consegnato il premio L'Olimpo alla veronese Paola Fantato come riconoscimento per l'impegno profuso nella promozione e nella diffusione dei valori del movimento.